Sono Giada Andreoli e sono la capitana della nazionale italiana Calcio Miss. Sono contenta di essere qui oggi per partecipare alla presentazione del libro 100 donne vestite di rosso di Alessia Cotta Ramusino e sono orgogliosa di contribuire alla divulgazione del messaggio no violenza sulle donne. Sono Aurora Santini, Miss Estate Italia per la Toscana e rappresentante della nazionale italiana Calcio Miss. Oggi partecipo alla presentazione del libro 100 donne vestite di rosso di Alessia Cotta Ramusino perché sostengo la divulgazione del messaggio no alla violenza sulle donne. Ciao, sono Talia Francesca Burga Sanchez, Reina Ispanoamericana Europa 2023 e vice capitano della nazionale italiana Calcio Miss. Oggi partecipo alla presentazione del libro 100 donne vestite di rosso di Alessia Cotta Ramusino perché sono realmente contenta di poter supportare la divulgazione del messaggio no alla violenza sulle donne. È veramente particolare, è veramente dentro Alessia e vorrei dire che questa bambina, che anzi posso dire monella, perché poi sì, vero, molto monella, non ha dei docet, giusto? Benissimo. No, quindi questo maschiaccio un po' monello ha avuto un momento particolare dove per 2 mesi circa è rimasta non vedente. Pensava di poter rimanere non vedente sempre. Si è disperata, atroce ai dolori? No. Lei ha passato questi 2 mesi con il fuoco della musica dentro che si diventava ancora maggiore rispetto a prima, vero? Grazie. Bellissima. Io da musicista, guarda, mi ha colpito tanto e l'ho riletta quella. Guarda, è la 99, ve la consiglio ragazzi, è la 99. Allora, mia sorella mi è andata a dire che magari e lei mi è svenuta quando le hanno detto Alessia non sa che non ci vedrà più. E mia sorella, boom, sviene, cade in terra e poi mi viene vicino e mi dice dai, andrà tutto bene. Lei a me che era svenuta. Mi è successo questo, sono andata a finire appunto al Brunner con i miei genitori e con gli occhi chiari che ho mi ero dimenticata gli occhiali da sole. Questo mi ha comportato una cheratite antinica per cui ho rischiato di perdere la vista. Allora vi consiglio di portare sempre gli occhiali da sole da allora perché sono diventati legge, ma l'ho superato veramente attraverso la musica, suonando, per esempio giocando, così. Io sono una monella, rimango una monella, ma penso che tutti noi, dentro di noi, ognuno di noi c'ha un po' di monello, ed è questo bello, guardare ancora con gli occhi dei bambini, no? Lasciarci stupire, e io, ripeto, ho detto all'inizio, lo faccio perché mi espongo, e lo dico spesso anche ai ragazzi, esponetevi alle emozioni. Perché i ragazzi adesso che stanno dietro gli schermi non si rendono conto che non si prova emozione dietro lo schermo e spesso il ragazzo non sa gestire l'emozione. L'emozione gli fa sentire un bel no, non mi piaci. Ho capito che ti fa male, ma impari. Quindi noi dobbiamo tutti esporci continuamente alle emozioni perché cresciamo e non c'è una data in cui smetti di imparare. Impari costantemente tutta la vita, basta aprire veramente non solo le orecchie ma anche il cuore, non c'è niente di male se una persona ti rimprovera, quando uno ti aggredisce a muso duro e viene lì davanti a te e te ne dici di tutti i colori perché ti vuole bene, non perché non gliene frega niente di te, perché intravede in te le possibilità, potenzialità e vorrebbe che tu le esprimessi in più, quindi è importante esporsi. E ritorno un po' sulle tematiche che abbiamo toccato con Artemisia, lei si è esposta, lei ha vissuta sulla sua pelle. Io sto leggendo questo libro che ho comprato naturalmente dopo aver visto e rimasta incantata della mostra e ho capito poi lei, sono entrata nel suo personaggio, e quindi ne condivido tanti modi anche di vedere quello che è successo nella sua vita, tanto modo di capirlo e di comprenderlo, quindi una mostra da andare a vedere e possibilmente ascoltare anche
quello che viene detto, leggere, quello non andare a guardare la mostra, quindi vabbè, questa mostra la titti, l'ho vista. No, cioè andiamo a fondo, no, non rimaniamo nella superficie. Quindi grazie che mi hai tirato fuori questo ricordo, perché in realtà ho detto, allora questo libro che cavolo è. Praticamente questo libro può anche essere un giochino, sono tante storie. Quando mi hanno chiesto, ma 100 donne vestite di rosso, perché è venuto? Anzitutto perché sono state le altre donne di altri territori che vedendo il primo flash mob hanno cominciato a chiamarmi. E uno dei primi territori è stato proprio Sanremo. Ecco perché conosco molto bene Anna Costanza Grighetti. Perché sono stati proprio loro, e appunto Barbara dicessi, sì, perché anche tu c'eri, ti ricordi, all'EF di quell'anno, dove sono stata chiamata subito in questo territorio a rifarlo. E poi di lì tutte le donne che vedevano questo flash mob hanno cominciato a chiamarmi. Poi ci siamo domandati con mia sorella, perché cos'è che piace? Allora, piace che è molto composto ed è bello da vedere, le donne sono belle da vedere, sono tutte e siamo tutte vestite di rosso, perché in quel momento lì rappresentiamo un'unica, un unicum, e soprattutto rappresentiamo la bellezza, perché scegliamo sempre location straordinariamente belle, perché attraverso la bellezza e la cultura possa arrivare il messaggio del rispetto. Quindi io ci credo profondamente in questo, abbiamo fatto anche appunto alla Valle dei Templi di Agrigento, a Roma, adesso anche a Venezia, insomma lo portiamo in giro in tutti i territori proprio per questa valenza, la compostezza e la bellezza delle donne che tutte insieme ripetono rispetta e ama, rispetta e amore. Dimmi. Ah no, ecco, scusate, torno dopo. Quindi $100 si presta per giochino, adesso lo facciamo, questo giochino con voi. Avete ricevuto? Sei sul pezzo, questi? Avete ricevuto? Ah no, qualcuno non l'ha ricevuto. Chi non ce l'ha? Alza la mano, tu mi vai a scuola. Bellissimo, ok. Su qua io questa. Arrivo velocemente così non perdiamo troppo tempo. Io non so quanti di voi conoscono il libro di Paolo Coelho, quello del guerriero. Passo davanti. Mi è sempre affascinato. Eccomi qua. Mi è sempre affascinato perché dicevo, tac, lo apro, oh cavolo, dice una roba che proprio mi riguarda. È vero. Io ce l'ho sempre un po' lì, questo guerriero della luce. Perché dico, ma è possibile che questo ci azzecchi tutte le volte? Poi mi sono resa conto di una cosa, non è che ci azzecca, è che la vita è la vita. È la vita per tutti, quindi ci sono, se soprattutto vai a pescare, diciamo, delle cose che succedono a tutti noi, chiaramente ti riconosci. Ecco perché mi è piaciuto il fatto che Erika abbia detto che io mi sono riconosciuta, perché sappiamo tutti appunto che la mamma ci vestiva da carnevale e tutti ci ricordiamo che eravamo vestiti noi a 3 anni, 4 anni. Allora il giochino in cosa consiste? Ne approfitto di poter fare 2 saluti visto che sono arrivati. Abbiamo finalmente tra di noi il regista Massimo Civale, che è il prestatore delle nostre Sanremo. E volevo anche poter salutare la nostra Paola Michiani, presidente del comitato pari opportunità degli avvocati della provincia di Imperia. Grazie Paola. Allora, Erika diceva, io sono andata all'inizio del libro e quello che mi ha colpito è Sina la carriera, che è uno degli tanti nomini che mi hanno dato quando ero stata in Francia e lavoravo. E quindi mi hanno soprannominato così. Allora, praticamente il giochino consiste che qui in effetti c'è l'elenco di queste 100 storie compiute dal significato compiuto. Hanno tutte una sorta di morale che ci può aiutare a pensare non tanto alla mia vita, ma alla vostra vita. Ecco il giochino dove sta. Il giochino sta che voi avete dei numeri con praticamente il titolo
dell'episodio che vado a raccontare. L'episodio è introdotto sempre da un aforisma e l'aforisma apre il vostro mondo. Io naturalmente ho scritto il mio, ma voi sicuramente troverete il vostro. Allora, noi faremo un po', sembra quasi un tombo, non vorrei dire, però tiriamo fuori il numero, cioè il numero che abbiamo distribuito. Non è una ma avete veramente un premio, perché dopo della ascoltata queste cose, l'arricchimento che avremo è sicuramente migliore di tante tombole. Grazie, ciao, bene, come no? Buon pomeriggio, grazie. Diciamo chi sei. No, io intanto ringrazio tutti voi, ringrazio Massimo Cinale che amico e collega alla sanità che mi ha invitato a questo bellissimo evento, arrivo da Roma, complimenti a tutti voi, sono una grande commissaria di una giornalista internazionale impegnata a raccontare le violenze, anche non solo delle storie delle donne che purtroppo vivono un'immersione, comunque femminicidi, anche soprattutto di donne che non hanno voce che però ce la fanno. Dobbiamo anche raccontare storie positive di chi esce grazie alla cultura dell'impresa, ma anche alla cultura del lavoro, della televisione, del dialogo, del teatro, della musica, a uscire da questo ambito. Sono aficionati, grazie alla loro opera di formazione abbiamo aiutato tante donne a una conoscenza che è uscita anni fa, a quanto era scusa, e poi ho aiutato anche Carmela a fare un lavoro da casa, non lo diciamo, lo facciamo. E quindi il servizio dell'informazione etica della metodologia è importante anche questo, il giornalismo può avvenire, il giornalismo può dire queste cose. Poi ovviamente sono la referente del Dipartimento per l'opportunità della conservazione della cinema. Siamo cominciati in tutto il paese al mondo, il Dipartimento per l'opportunità è stato fondato un anno fa, non esisteva, sono 135 anni di storia, l'abbiamo presentato a Cuba durante il congresso mondiale con 300 federazioni del mondo, anche donne rappresentanti di imprese, commercio, il Covid si è lasciato e ora è sempre poco delle donne nelle istituzioni, ma anche nelle istituzioni socio-economiche che fanno la differenza, perché l'attività di lavoro totale era veramente un contributo importante all'abbattimento delle violenze, naturalmente anche alla cultura del rispetto. Presenteremo di nuovo il Dipartimento a Tunisi il 1 e 2 giugno per il congresso mondiale con tutte le politiche importanti, sarò anche a Tunisi il presidente della Federale 25 per un congresso mondiale di donne. Sono anche in fondazione Elisabetta Corella Golfo, militante, carissima amica, che ha dato la legge Golfo Mosca che poi un po' di dove le donne fanno parte dei consigli di amministrazione delle partecipate, delle pubbliche, possono avere anche un potere decisionale ed è importantissimo questo. E poi sono, chiudo, che sono presidente di un'associazione che è anche un brand internazionale che da 12 anni racconta le donne chef nel mondo, che si chiama Miss Chef in modo provocatore. Premiamo la vincitrice con la fascia di cappello, abbiamo dato l'Accademia Sociale di Vicinanza per personalizzare 170 donne vittime da grande, anche con la Commissione al Senato delle pari opportunità e al Ministero, per ricordare la Garofalo, che è un caso di cui mi sono occupata, molto importante del 2013-2014, qui l'ho ricordata grazie anche al film di Marco Tullio Giordana. Mi sono occupata anche del caso di Elisa Blax, ma ci sono anche tante donne appunto che non hanno voce e ci sono anche associazioni che si occupano di violenza che non sempre lavorano per la tutela davvero delle donne. Alcune sono anche molto conosciute e dobbiamo denunciare perché quando tu scrivi ad un'associazione importante, non faccio nomi, e presenti da giornalista anche la richiesta d'aiuto, perché un giornalista può dare un aiuto fino a un certo punto, poi ci devono essere gli addetti ai lavori, che sono gli avvocati, che sono gli psicologi, e si può fare anche in modo gratuito, però quando un'associazione ti scrivi e ti rispondono dopo una settimana, vuol dire che non hanno fatto niente, perché bisogna intervenire subito. Un anno di lavoro nelle scuole, che non conoscono cos'è il codice rosso, parlo anche a tanti giovani, anche a tante giovani nel mondo della gastronomia che hanno paura di aprire ristoranti oppure a gestire imprese dell'agroalimentare per regolare la alimentare. Stiamo lavorando anche con la Farro, per la cucina identitaria mediterranea, per la cucina delle donne con lo stato di pace, l'abbiamo fatto con la Bulò, collaboro con un cambio che è la figlia di Unerma e delle sue zie, la Smart Cosas, perché è stata preparata da un'anno per comprendere sulla violenza sulle donne. Parlo a te e a tutti voi, perché lanciare da sapere un messaggio importante che la cultura della musica, la cultura del genere, anche la scrittura, appunto, può dare vita a un moto dell'amore delle donne, perché posso ricordare dell'amore, anche delle
passione del fuoco sacro di chi ha fatto diventare appunto anche la cultura del tuo lavoro, perché può arrivare dai teatri in Italia, anche da New York, che ho fatto tante cose, e ho fatto tante discussioni per aiutare le donne, abbiamo fatto tanti frutti con la fondazione anche di Pavarotti, insomma, con tanti artisti, attori, insomma, aiutando la donna del teatro. Quindi lavoriamo in questo abbraccio per quanto ognuno con le proprie competenze, con le società, anche le istituzioni intelligenti delle donne che ci aiutano, e queste 100 storie insomma, sono un esempio, anche un gioco serio che è quello della vita e dell'amore, ma deve essere anche serio, racconto contro la violenza, per fare a favore insomma, dei cambiamenti. Grazie a te. Allora, il numero è 35, meglio, perché non Mattia, devo leggere la frase. Ecco, le nonne e le mamme che anche nella cucina hanno aiutato tante chef ad andare avanti, tanti uomini che non lo dicono. Se solo i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto sarebbe diversa la nostra idea di bellezza. Questo si commenta da solo, direi, no? Se solo i nostri occhi vedessero le anime anziché i corpi, sarebbe veramente tanto diverso il nostro comportamento di uno verso gli altri, perché purtroppo ci confrontiamo spesso proprio sull'apparenza, no? Esattamente. E quindi ecco che è una frase che ci calza. Le donne che sono giudicate anche da quello che vestono, da come si pongono. Assolutamente. Si dice che è troppo, No, non è troppo facile. esatto. Grazie. Sì, assolutamente sì. Come mi aveva annunciato prima, quando ho parlato della televisione, eccola, non c'era, ma abbiamo Cristina Montepilli. Abbiamo solo 10 secondi perché volevamo presentare le nostre ragazze della nazionale italiana calcio miss. E ho tenuto un applauso perché noi di sostenibilità ambientale e anche etico-sociale, infatti hanno la loro bella maglietta con 100 donne vestite di rosso proprio per, insomma, sembrano per Alessia, e abbiamo tanti progetti che adesso non li seguiamo, seguiteci. Grazie a tutti. Ecco, io volevo dire sì, grazie per l'intervento Alessio, è giusto appunto avere sempre la controparte anche. Infatti nei miei eventi, anche le 5 donne vestite di rosso, spesso ci sono appunto anche gli uomini, perché bisogna parlarci, bisogna relazionarci, quindi nessuno di noi, e ve lo dico le statistiche, nessuno di noi ha una bacchetta magica. Le statistiche dell'Istat parlano molto chiaro, sono più di 20 anni che non cambia la situazione. Quindi la statistica è questa, una donna ogni 3 giorni. Quindi in effetti stiamo cercando le chiavi, non l'abbiamo ancora trovato. Stiamo cercando, quindi quello che è il plauso, oggi ho voluto appunto molte donne che personificano la cultura, è proprio perché siamo tutte in affanno a cercare delle soluzioni. Non è detto che le abbiamo trovate, che le troveremo noi, magari sarà qualcun altro, però perlomeno lodiamo questo sforzo continuo costante di tutti i presenti. Alessandro! Allora che tu lo vai passare in quel nuovo vai assolutamente la sposa Martina. Cantami una
Allora, tu hai figli? Allora, appena ho detto che sono venuti in mente le mie figlie, quando erano piccolini, cantavo una dama che era una canzone dei miei originali, solo che i piccolini maschi e abilmente andavo a cambiare un pezzettino interno per la Rina Nama, la canzone dove dice il principe azzurro lo dobbiamo sposare, ha venuto a passare con la gentile. E invece io ai miei figli dicevo la principessa la dobbiamo sposare, ha venuto la scarpina e la testa. E questo per sottolineare che è quasi tutto uguale col problema di nome. Grazie. Grazie. Qualcun altro ancora? Ah sì, vero, giusto, prima. Vieni, grazie. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie e contenta di essere in questa riunione. Credo che nulla è a caso. Sono la signora Angela Howard, Presidente dell'Organizzazione Mondiale World Humanitarian System, presente in 30 paesi che lottiamo soprattutto per un punto importantissimo che è la sororità, ossia la sorellanza reale, pratica di ogni giorno, perché purtroppo le donne sono a volte le peggiori nemiche delle donne. E si parla della violenza, si parla dei nostri diritti, ma credo che se non prendiamo coscienza di questo punto importante, di fare realmente rete, senza avere paura di condividere un contatto importante perché ci lo rubano, o disporre un progetto di bisogno perché, no? E ricordiamoci che tutti siamo prima donne, chi in un settore, chi in un altro settore. Quindi volevo anche invitarvi, ne parleremo per questa marcia della sororità, perché credo che se non c'è questa unione, non saranno 20 anni, ma saranno chissà quanti anni per arrivare ai nostri obiettivi. E lasciandoci al Signore, parlando degli uomini, ricordiamo che uno dei nostri valori deve essere la famiglia. Nella famiglia c'è sempre un uomo che è il rispetto mutuo e la parità. Non è che le donne vogliono anche tanto se è un po' esagerato. Noi vogliamo essere al nostro posto e il nostro posto è fianco all'uomo al 50%, 50 e 50, quindi questo è fondamentale. Quindi contenta di essere qua e poi ci organizziamo per questa marcia a livello internazionale della sororità, della sorellanza. Grazie mille. La baronessa di Carino. Ve la ricordate? Ve la ricordate la baronessa di Carino? Allora, leggi il 16. Chi decide chi è normale? La normalità è una invenzione di chi è privo di fantasia. Anna Merini. E a questo proposito direi appunto ritorno sulla fantasia delle donne, sul multitasking, sul fatto che ci dimentichiamo proprio di Bertoldo, quindi ecco che Anna Merini ci fornisce una bellissima chiave di lettura. Chi è che decide chi è normale? Grazie. A voi. Chi è che decide chi è normale? Io no, cioè io no. Io utilizzerei ai posti la sentenza. La sentenza, facciamo, canto un altro pezzo, però io non canto solo in inglese, io canto in inglese perché da bambina ci insegnavano l'inglese prima e soprattutto arrivavano canzoni in inglese dove eravamo, per esempio, in
Iran, e poi perché mio papà amava dei grandi della musica internazionale, quindi in casa si sentiva Bach, non so se lo conoscete, si sentivano i grandi del jazz, le orchestre, il Duke, quindi io sono cresciuta con questo. E però mi è stato chiesto più volte perché canto in italiano, e quindi mi sono sforzata un pochettino. Questa è una canzone autoreferenziale che si intitola L'Universo, perché l'universo è il mio mondo. Devo bere un secondo già. Il fatto che ammortizzo questi pochi secondi, lei ha detto prima giustamente che la musica è un po' rispecchia noi stessi, rispecchia la società. Ed è vero, io tornerei al famoso Confucio: per sapere se un popolo è ben governato fatevi ascoltare la sua musica. Quindi la musica di oggi rispecchia molto: se il popolo è ben governato fatevi ascoltare la sua musica. Quindi non parliamo che la musica è disordinata, mettiamo a posto il resto e la musica si riordinerà. E vi chiedo un applauso per Eric. Vedo che hai visto milioni di volte l'universo, il permesso di essere te stessa, ogni colpo di incontro, disegnare un ad ogni mondo che scontro, chi sono io? E se qualcuno mi riconosce, e così tutto via questa storia che va via da un'altra mille vite in cui mi perdo e mi confondo e non comprendo e poi mi mi tremano le mani, paure per domani, non me ne resta più. Come ancora con tutto ciò che ho. E rileggo un'infinità di volte gli auguri che mi dici stessa. Io che non conosco dimmi e cosa immagini. Io che non mi sera, lui invento che mi confondo e non mi concerto e poi mi muovo di mi tremano le mani, paura per domani, non mi resta più. Che vivo qui con ho scavato una parola, quindi parliamo proprio emozionati, perché, sapete perché? Perché in italiano mi comprendete, e in italiano mi comprendete io posso rifugiarmi. La sfilata di rappresentanza deve funziona? Ok?
una sfilata di rappresentanza delle concorrenti del concorso Una Miss per Sanremo. Prego, iniziamo la sfilata di queste ragazze. Questo concorso è stato organizzato e ideato dal regista Massimo Civale. 20 anni che organizza questo concorso in Sanremo come evento aggiunto al Festival della Canzone Italiana. Sentite meglio così? Ok, facciamo. Come al festival, avete visto ieri? Abbiamo interrotto 2 volte, abbiamo ricominciato, quindi tutto ok, lo possiamo fare anche noi. Benvenuti all'evento di 100 donne vestite di rosso. Per ora non vi dirò nulla, in quanto apriamo questo evento con la sfilata delle concorrenti a Una Miss per Sanremo, un concorso organizzato da 20 anni dal regista Massimo Civale. Prego, applauso per la regista. Questo bellissimo concorso dove tutte le ragazze da ogni parte d'Italia, non sono solo liguri, ma da ogni parte d'Italia vengono, e devo dire che ringrazio Costanza Guerreri che mi ha messo in contatto con questo regista appunto di Napoli che tra le altre cose gestisce anche Canale Italia, quindi credo che poi ci sta cercando parcheggio con un altro pulmino ovviamente dei suoi dell'evento, e appena riusciranno ad appoggiare questo pulmino da qualche parte sarà sicuramente dei nostri e lo accoglieremo a braccia aperte. Allora, scusate questo proprio per una capatina. Sì. Sarà tutto molto estemporaneo, io credo, perché potrei dire tutto preparato, scalette preparate. Assolutamente sarà una cosa estemporanea. Applauso anche a questa mister. Grazie. In particolare molte di queste miss vengono da Toscana, cosa diceva una candidatrice. Quindi sì, un po' più veloce ho chiesto, così perlomeno riusciamo a vederle tutte più velocemente. Benvenute. Quindi, ok, c'è anche, questa è una lady, sì, facendo. Questa è una lady che però è arrivata, mi sembra, prima, martedì scorso, a un evento collaterale del Festival di Sanremo, sempre qui a Palazzo Merizio. Benvenuta e complimenti. Questi applausi però, mi raccomando, un pochino più vivi, cioè proprio caspita, dopo le miss, la presentazione del libro, una cosa gigante che dobbiamo portare via, sarà una cosa veramente da amore d'artificio. Il libro verrà qui alle sedie, non avete assolutamente voglia di andare via. Anzi, uscirete dicendo è una delle poche, quindi dico così per non essere l'unica. Sì, l'autostima la lascio solo. Allora, scusate, adesso iniziamo perché sennò diversamente non abbiamo abbastanza tempo per poter fare il Vai. Allora, prima comunque di iniziare l'evento, intanto che le miss
Massimo Civale, allora patron, regista e giornalista, soprattutto patron della Miss e la Lady per Sanremo. Certo, sì, una Miss, quest'anno anche una Lady per Sanremo 2024, un evento che ha iniziato circa 12 anni fa qui a Sanremo. Abbiamo avuto il patrocinio anche del comune di Sanremo, dell'assessore proprio che poco fa ha salutato diciamo, gli intervenuti a questo evento di presentazione del libro di Alessia Ramusino. Niente, da 12 anni a questa parte abbiamo abbinato questo concorso che, ripeto, non è un concorso di bellezza ma è un concorso settoriale riservato soprattutto alle ragazze che vogliono realmente lavorare in questi settori del cinema, della moda, dello spettacolo. Noi non cerchiamo la bellezza femminile, ma cerchiamo di trovare nella bellezza femminile elementi artistici delle ragazze, ma soprattutto è un evento abbinato alla violenza contro le donne. Stop alle violenze è stato il nostro proprio principio da quando è nato il concorso, proprio per sensibilizzare questo argomento che purtroppo, ahimè, diventa sempre più grande, più pesante contro le donne. Quindi gli altri appuntamenti, oltre a questo, diciamo per la non violenza? Allora, questo è un appuntamento importante perché questo è l'inizio e la prima nazionale di 2 concorsi settoriali, che è Un volto per fotomodella, dove la finale si terrà a settembre a Pisa, e di una ragazza per il cinema italiano, ragazza Cinema OK, che come da 29 anni si tiene a Cinecittà Studios a Roma. Ecco, sono importanti questi 2 eventi, uno per la moda, uno per il cinema, perché sono sempre abbinati alla violenza. Ecco perché dico Sanremo è importante. Si parte da Sanremo, poi ci saranno 100 serate, selezioni in tutta Italia di ragazza Cinema OK e 100 serate di Un volto per fotomodella, dalle Alpi alla Sicilia, alla Sardegna, perfino a Malta. Percorreremo un po' tutta Italia in tour e portiamo sempre questo messaggio di pace e naturalmente di non violenza contro le donne. Grazie Civale, ma potremmo quasi fissare anche una opzione, una selezione anche per la nazionale italiana calcio Miss, perché come abbiamo anticipato noi abbiamo le nostre Miss della nazionale italiana che sono insomma Miss che si adoperano per anche sostenibilità ambientale, sostenibilità etico-sociale e ovviamente per la lotta contro appunto la violenza alle donne. Cosa ne dice? Certo, come abbiamo concordato, la vincitrice o più di una vincitrice, poi scegliete voi, di una Miss per Sanremo, almeno la Miss, poi vediamo anche le Lady, parteciperanno di diritto come provino, no? Nella nazionale delle Miss italiane, va bene? Abbiamo sancito questa collaborazione, quindi ci troveremo poi insieme quindi con le nostre Miss. Tutti coloro che le ragazze, le sole, le signore, perché non c'è signore o ragazze che vogliono unirsi. Antonella devi spiegare poi, fare una visione di loro, praticamente alla fine di questa ballad, mettetevi pure, lasciando solo lo spazio che si veda davanti. Esatto, lei sa già perché lei era a Roma, lei ha preso e quindi noi alla fine di questa canzone c'è un'altra che si ripete e che dice proprio respect and love.
Io veramente chiedo a voi di uscire di qua impegnati
a modificare veramente la cultura dei generi e la relazione tra l'uomo e la donna, ma veramente spero proprio che questo evento non è inutile, perché è stata una cosa bellissima, ma che non sia inutile sotto questo aspetto. I vostri tuoi Rossaluna Duo, ma che onore avervi qui oggi. Eugenio Cugnoli, Rossana Lunardi, parlatemi del vostro pezzo che avete appena presentato a Radio Sanremo. Molto orgoglioso. Sì, un singolo che si chiama Amore Fragile, che abbiamo realizzato, che è fresco e niente, c'è un testo di una scrittrice, di una nostra amica che si chiama Anna Sraffa, e abbiamo fatto il master allo studio 010 ed è un brano che rappresenta un po' il nostro percorso artistico nella parte inedita che nasce adesso, perché in realtà noi nasciamo come un gruppo cover, diciamo serate, e abbiamo una tipologia di musica basata sul contrabbasso e la voce, poi io variamo poi delle sequenze, e abbiamo un vastissimo repertorio che va nel jazz degli anni 40-50, Cole Porter, Armstrong, e poi abbiamo elaborato anche alcuni brani che non nascono jazz, ma che li abbiamo un po' riportati al nostro linguaggio, quindi che ne so, Sade piuttosto che Sergio Caputo, per dire. Eugenio Cugnoli, però così sembra quasi che noi non ti conosciamo come artista, tu sei sempre nelle nostre produzioni di Truman TV e fai le colonne sonore per i nostri format, quindi ti conosciamo bene. Vogliamo conoscere meglio Rossana. Beh, stava dicendo delle cose giuste e inerenti, e appunto abbiamo preparato questo inedito ed è stato veramente molto soddisfacente per noi riuscire ad essere qua e a presentarlo oggi a Radio Sanremo. Stiamo anche in procinto di preparare un secondo inedito, no Eugenio? Perché poi faremo, diciamo, c'è un progetto di 2 brani, esatto. E il secondo in preparazione, speriamo per l'estate che veda la luce. Dobbiamo riuscire. Ci stiamo provando. Allora, tanti auguri, e quindi chiudiamo ascoltando questo brano. Amore fragile. Amore fragile. Quello che resta è un amore fragile, certo che l'amore è fragile, quello che resta è un amore fragile. Quello che resta è un amore fragile, certo che l'amore è fragile, quello che resta è un amore fragile. Che triste fine per un amore che ci scavava dentro l'anima, i nostri sguardi grigi e attoniti, sommati due solitudini, mani di cera alle mie labbra gelide, notte d'albergo squallido, dall'uscio sempre chiuso ormai, filtra un chiarore pallido, dietro amore lacrime, rugiade stelle splendono su noi, baci bugiardi e miseri trofei, il tempo inganna sogni senza sema, resta un amore fragile, poco disperso in cenere, e mi sorprendo così incredula, che dirsi addio sia facile. Vorrei gridarti dai proviamoci, schivando 100.000 ostacoli, noi fra tempeste, guai e nuvole, sfidando il mondo che ci giudica, pietre, amore, lacrime, rugiade stelle splendono su noi, baci bugiardi e miseri trofei, il tempo inganna sogni senza sema, resta un amore fragile, poco disperso in cenere, e mi sorprendo così
così incredula che dirsi addio sia facile, facile. Resta un amore fragile, poco disperso in cenere, e mi sorprendo così incredula che dirsi addio sia facile, facile. Resta un amore fragile, poco disperso in cenere, e mi sorprendo così incredula che dirsi addio sia facile, facile. E mi sorprendo così incredula